Più 164. Sono tanti i nuovi casi positivi riportati nel quotidiano bollettino dell'azienda sanitaria provinciale. Considerato il fatto che i tamponi effettuati sono 202, tradotto significa l'81%, un dato pauroso e inspiegabile. Nel report precedente il dato, già altissimo, era del 36%. Un'impennata di casi si è registrata a Campobello con 21 casi in più, Canicattì più 14, Favara più 12. 4 le vittime, sono di San Biagio Platani, Palma, Licata e Sciacca, 36 i guariti. Ma vorrei che assieme a me vi concentraste su alcune notizie importanti che vanno lette in mezzo a questi numeri. E io in particolare vi parlerò dei ricoveri in terapia intensiva e in medicina. Ricoveri Covid nei nostri ospedali che mi danno un senso della gravità dei contagi e quindi di quanto il contagio impatta sulla salute dei cittadini. A parte parleremo dei numeri del contagio, che saranno numeri sempre più crescenti, ma che sono dovuti soprattutto al fatto che nella nostra ASP stanno aumentando il numero di tamponi e addirittura la nostra azienda sta programmando una serie di screening di massa nei vari distretti della nostra azienda sanitaria. Vi dirò a valle della nostra discussione quelli che sono i paesi interessati questo sabato e domenica, dopodiché parleremo anche di qualche altra criticità che noi rileviamo oggi. E allora, quindi vi vorrei far concentrare su quelli che sono i ricoverati nei nostri ospedali, perché per me questa è la gravità del contagio. E vi dico subito che ad Agrigento in rianimazione su 14 posti letto Covid noi ne abbiamo occupati 5 e di questi 5 pazienti solo 2 sono intubati. Vi dico queste cose perché questo mi dà il senso della gravità del paziente che sta ricoverato lì e della disponibilità di posti che in questo momento sono 9 per i Covid. Mentre invece la rianimazione per gli altri pazienti che sta lavorando normalmente ha 8 posti letto e sta lavorando con questi 8 posti letto. Quindi facciamo passare sempre il messaggio che il nostro ospedale sta funzionando, chiaramente sotto sforzo, sotto stress, anche per i malati non Covid. Sciacca. Su 6 posti letto Covid a Sciacca ne abbiamo occupati 2. Di questi 2, entrambi però sono intubati e quindi mi fa capire dai dati che ho io che sono 2 pazienti per ora ad alta intensità di cura. Però abbiamo 4 posti letto per i Covid e anche a Sciacca l'ospedale sta lavorando con altri 8 posti letto per i non Covid. Messaggio che anche per i non Covid, per i malati normali, i nostri ospedali stanno lavorando. Quindi non volendovi dare i numeri che poi voi vedete alle tabelle, quindi potete farvi una vostra idea, vi faccio un po' vedere come sto cercando di orientare un po' la mia sensazione, quindi il mio giudizio sulla curva dei contagi nella provincia di Agrigento. Io guardo una curva dei contagi che ovviamente, e sono i tamponi, è in crescendo, perché mi dice quante persone positive ci sono nella nostra provincia. Poi guardo anche il trend dei guariti. Anche questo è un bel trend esponenziale e sta crescendo, quindi mi dice pure che questi positivi gran parte per fortuna guariscono e non passano dagli ospedali, come avete visto da quello che vi ho detto dai numeri. Poi invece c'è una brutta curva, che è la curva dei decessi, che continua a salire, anche questa in maniera esponenziale, però questa ricordiamoci che è tarata sui 14-20 giorni precedenti, per cui questa curva inizierà a flettere nel momento in cui noi abbiamo oltrepassato il plateau, il momento della massima diffusione del virus. E quindi dobbiamo aspettare almeno un'altra settimana per vedere questa curva che in questo momento sta crescendo ed è chiaramente la più drammatica. La curva che mi piace di più, ma non perché deve piacere più o meno, è il fatto delle ospedalizzazioni, che sia per quanto riguarda i ricoveri ordinari che quelli intensivi sta decrescendo, addirittura ha preso in alcune fasi la parte calante, sia per le intensive, avete visto che sono meno i numeri, sia per i ricoveri ordinari che vedrete che rispetto a settimana scorsa sono di meno. Ma il concetto fondamentale, per evitare di illuderci con ottimismi fuori luogo, è quello del numero totale di positivi. Voi vedete un grafico in cui vedete una montagna di positivi e sono quelli che vengono testati con i tamponi e che quindi rappresentano la cosa a cui stare più attenti, perché
ci fa rendere conto che la malattia nella provincia di Agrigento c'è ed è in mezzo a noi.